Gira de qua, gira de là, siamo romani e volemo cantare. Gira de qua, gira de là, siamo romani e volemo cantare. I gusti della capitale hanno invaso Musile di Piave per un fine settimana all'insegna dell'allegria del buon cibo, grazie alla prima edizione del Festival della Carbonara, che ha chiuso il calendario di eventi estivi. Migliaia di persone tra venerdì 20 e domenica 22 settembre hanno approfittato di un viaggio gastronomico assaporando specialità e prodotti tipici di grande qualità, dalla carbonara alla cacio e pepe, passando per il carciofo alla giudia, i supplì e tanto altro. Romani volevo cantare, gira di qua, gira di là, siamo romani volevo cantare. Tastiamo il polso di come è andata questo weekend di Festival della Carbonara. Più o meno quante birre vendute in questi giorni? Birre vendute, parliamo di fusti che facciamo prima magari, facciamo una ventina, 25 fusti. Quindi è andata bene, siete soddisfatti di come sta andando questo festival? I cucini hanno lavorato molto bene, il paese ha reagito bene, ci piace, è un paese che ci piace. Piatto che è andato per la maggiore in queste sere? Carbonara, la carbonara è andata proprio bene bene. Qui dietro vediamo la pasta che bolle, spieghiamo a questi veneti qual è il segreto per una buona carbonara. Allora, un guanciale comunque DOC, un guanciale nostro romano, l'uovo noi lo portiamo pastorizzato perché vogliamo far mangiare anche le signore in attesa, e solo il tuorlo, va solo il tuorlo. Qui mi hanno fatto tanti la domanda, ma mettete la panna, mettete la... No, non si mette nulla, solo guanciale, il tuorlo dell'uovo e il pecorino romano. Tra il supplì romano e l'arancino, la differenza è che l'arancino si fa con i piselli e il ragù, mentre il classico supplì al microfono è con mozzarella, pomodoro e mozzarella. Punto di vista della carne invece, cosa è piaciuto di più? La carne noi abbiamo l'abbacchio romano fatto sulla griglia, cotto al carbone, e la salsiccia nostra romana e la pancetta. Pecorino come se nevicassi! Via! Una prima edizione che, visto il successo, l'amministrazione ha già deciso di riproporre anche per il prossimo anno, tra buona cucina per tutti i palati e intrattenimento per grandi e bambini. Roberto, da venerdì a domenica un festival organizzato da chi questo? Dall'amministrazione comunale, ci tenevo a ringraziarla, e anche tutti i cittadini di Musile che hanno partecipato, e in particolare Angelo Strioli che ci ha dato una mano in questi giorni. Dovessero riproporlo anche il prossimo anno, tornerete qui a Musile? Assolutamente sì, Musile è fantastico, lo porteremo nel cuore, veramente. Finito qui, dove andrete? Andiamo a Motta di Livenza con un festival diverso, un format diverso, tutto Puglia. Gira de qua, gira de là, siamo romani e volemo cantare.